Quello che vedete lì sono io che sto per conquistare la vetta dello Joffard, ma per fare una ripresa così cinematografica avevo bisogno di lui, uno che con il drone ci sa fare veramente. Ma devo essere sincero, per rendere tutto perfetto e magico era fondamentale ci fosse anche l'altro. Beppone, io posso dirti una cosa sincero? Vai. Sono felicissimo di essere qua con te. In questa avventura conquisteremo la cima dello Jof, dormiremo al Corsi, faremo la ferrata Sentiero del Centenario e visiteremo il bivacco Gorizia, quindi mettetevi comodi, prendetevi 5 minuti di relax che ve lo meritate e godetevi questa meraviglia tutta friulana. Allora, iniziamo nel modo peggiore. Sì, che ci scaldiamo per la salita. Dai. Che cavolo. Io mi sono portato il Gaviscon. Giusto per scaldarsi. Viva! Sì, ragazzi, salute all'uscita. Ecco la baldanza, eccoci in partenza. Abbiamo lasciato le auto e si inizia con la salita a Malga Grand Tagar. La compagnia è sempre la stessa, manca Enrico e questo ci è dispiaciuto tanto. Per il resto squadra collaudata, il Beppone nazionale e Alex. Il progetto è ambizioso anche perché ci troviamo in una zona del Friuli con tanti tracciati molto interessanti. A far da regina sicuramente il sentiero Anita Goitan, che però abbiamo scartato a priori viste le poche ore di luce a disposizione. L'obiettivo della giornata è quello di raggiungere la vetta dello Joffard e poi scendere e bivaccare a Rifugio Corsi. Parliamo di un dislivello di circa 1600 metri e non sono pochi. Tenete conto che quando la Malga Grand Tagar è aperta la si può raggiungere in macchina, accorciando di molto il percorso. Non è il nostro caso, lo si fa tutto d'un fiato, dritti per il 628 fino a quota 1530, poi 628A. Sembra che porti su un cero. Ok, questo qua è il bivacco invernale in legno. Adesso andiamo un attimino a vedere com'è dentro, dove lasceremo il pesante degli zaini e proseguiremo un po' più leggeri. Allora, ok, benissimo, bivacchino. Allora, sono 3, 6, 8 posti, perché sono 3 di qua e 1 qua. Però qua è veramente per chi non soffre di claustrofobia. Allora, tappa veloce il bivacchino, abbiamo buttato giù tutta la roba pesante, ci siamo alleggeriti e Abbiamo lasciato i cotechini, i musetti. Abbiamo esagerato, eccolo lì. E adesso via, partiamo velocemente anche perché le ore di luce non sono tante e comunque una salita bella impegnativa. Via, si parte. Il rifugio Guido Corsi è situato a 1874 metri nel versante sud dello Iof. A gestirlo è la società alpina delle Giulie di Trieste. Si trova in una posizione panoramica privilegiata al centro di una fitta rete di sentieri. Bene, oggi affronteremo questo colosso, sarà bella impegnativa. Una struttura che purtroppo sono costretto a dire offriva, dato che è stato chiuso per ristrutturazione nel 2019 e tuttora risulta inagibile, ben 70 posti letto e servizio di ristorazione. È dedicato al capitano degli alpini il triestino Guido Corsi, caduto sul Monte Grappa il 13 dicembre 1917, medaglia d'oro al valor militare. Partendo da qui i sentieri sono tantissimi: sentiero attrezzato Goitan, campanile di Villacco, Madre dei Camosci, Cima Rio Freddo, Alta Via, Alpi Tarvisiane e tantissimi altri. Allora, siamo arrivati all'attacco della via normale, io la guardo, se questa è normale, figurati le altre come sono. E bella, divertente. Allora signori, attacco della ferrata raggiunto, non con fatica, vi assicuro, bella tosta, partendo giù dalla strada, ne fate di dislivello,
Bella ferratina, adesso iniziamo. Percorso EEA, eccolo qua, tratta 1, tanta voglia di andare fino lassù, piano pianino. Adesso bisogna aver testa e concentrazione. Mentre sto montando questo video sono a casa bloccato da una stupida e sciocca tallonite. Tutto questo ti fa riflettere, ti rendi conto che raggiungere una cima non è per nulla cosa scontata. Per farlo devi essere in buone condizioni di salute, un qualsiasi stupido banale imprevisto può farti saltare tutto e costringerti a rinunciare. Guardare le tue belle montagne dalla finestra come un'amata lontana e irraggiungibile, beh, fa male. Fa molto male. Quindi godetevi questi momenti, riempitevi gli occhi di bellezza e il cuore di vita, non fermatevi mai, mettete nello zaino più vete possibili perché nulla è certo e nulla è scontato. 70 metri di dislivello ci divide dal raggiungimento della cima ed effettivamente adesso le gambe incominciano a cedere un pochino. E adesso almeno per me è tutta mentale, proprio è tutta di testa, perché arrivare su è la priorità in assoluto. So che ce la posso fare. Bella tosta, bella tosta, no? Anche lui che ha 30 anni meno di me. 30 anni no. Alex Stellina, ti voglio bene. Andiamo. Siamo sull'8ª montagna più alta del Friuli, 2666 metri di adrenalina totale. Da molti viene considerata una delle cime più belle e imponenti delle Alpi Giulie, proseguimento naturale del gruppo del Montasio. Dalla cima ci si affaccia su gruppi del Canin, Tricorno, Mangart, Montasio e sotto di noi le verdi vallate della Carinzia, Tarvisio e Villacco, i laghi di Vort e Ossiac. Il monte possiede due cime, quella a nord di qualche metro più alta e quella a sud che rappresenta il punto tradizionale di arrivo. Con immensa gioia Yoff Fuart ha raggiunto e lasciamo il Sassolino del Sorriso. Cristina ne ha fatto uno bellissimo con le 3 coccinelle. Una delle 3 coccinelle adesso è in rifugio che ci aspetta, ma non ti preoccupare Beppe, lo rifaremo insieme. E 2666 metri di meraviglia, qualcosa di incredibile, non è stata per nulla una cima facile. Siamo a quasi fine novembre e il tempo ci ha regalato una giornata incredibile, strepitosa. Sassolino sulla cima, chi lo trova lo porta su una chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Sono talmente emozionato, ma la metto tutta. Siamo stati molto fortunati. Grazie Gian. No, grazie a te. Sono felice come un bambino. Il Beppone ha avuto dei problemi al piede, quindi non ce l'ha fatta venire su e ci dispiace veramente tantissimo. Una volta arrivati su, ragazzi, è poesia. È poesia, cioè non si sa dove guardare, che veramente è uno spettacolo unico. Ti viene da piangere da quanto sia bello, sì, veramente. La lacrimuccia, mi sono emozionato. Bello. Mi succede sempre quando sono qua. Le Giulie hanno questo effetto. Yoff Fuart, un nome tutto friulano che significa cima forte, una storia antica che ci porta a Mons Fortis, che ne è un'evoluzione in latino. Si suppone ci sia una forte connessione con la posizione geografica e la difficoltà di accesso alla montagna, che la rende tuttora una fortezza naturale. Ecco il rientro del nostro prodi eroi. Fatta. Che figata. Una delle cime più belle e con più soddisfazione che abbiamo mai fatto. È molto bella. Fai vedere, ha fatto anche gli spezzolo. Non ci posso credere, madonna. Qua ristorante 5 stelle da Beppe. Allora, il Beppone nazionale è una persona brutta e pericolosa, perché poi arriva su con tutto sto ben di Dio e niente. Allora ragazzi,
un cin per viva. la giornata meravigliosa insieme. Ringraziando Beppe, sempre splendido e ineguagliabile, noi ci fermiamo qui. Prossimo video: Scrocchiarello, alba spettacolare al Corsi, Forcella del Vallone, Sentiero del Centenario e Bivacco Cai Gorizia. Sicuramente prima o poi i nostri video ti potranno tornare utili, quindi iscriviti al canale. Grazie per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima.